Allora, eccoci tornati in studio, come sempre in diretta. Allora, parliamo di Venezia, parliamo delle grandi navi, Ermanno, parliamo di quello che è successo in questi ultimi giorni. Ormai la gente lo sa, è una nave che se ne andava scarrocciando per il canale di Venezia e che ci meravigliamo come mai l'hanno fatta partire quella nave. Cioè, questo che mi domando, se fosse successo in un aeroporto, sicuramente il controllo dell'aeroporto non avrebbe dato il permesso di decollare un aereo in quelle condizioni. A maggior ragione una nave di questo genere, che non è solo rischio della nave, quindi dell'aereo, ma è il rischio di una città come Venezia, farla partire, questo è l'interrogativo, e come è partita e soprattutto la rotta che ha fatto. E quindi vediamo un attimo il primo contributo. Sì, vediamo allora, introduciamo l'argomento sentendo quelli che sono stati i commenti di chi ha ripreso in diretta, diciamo, no? Quello che stava avvenendo. Guardiamo il primo contributo. Delinquenti sono dei delinquenti a muoversi questo tempo, delinquenti, bastardi sono, da denuncia tutti devono andare in galera tutti, devono andare tutti in galera, porca miseria. Alex è la nave che va addosso ai giardini. Guarda, sono i delinquenti, tutti, era fatta, ma i delinquenti non doveva muoversi con tutto tempo, porca miseria, non dovevano andare via. Teniamo presente che al Cavallino c'era una tromba d'aria che si conosceva esattamente la situazione sia sul mare che sulla laguna, e quindi far partire una nave in quella maniera diciamo che era una situazione critica, quindi ai nostri ospiti l'ardua sentenza. C'era stata un'allerta meteo, quindi insomma diciamo che si conoscevano appunto le condizioni meteo marine che poi hanno persistito, fra l'altro anche il giorno successivo, perché queste sono le immagini di domenica, lunedì ne esce un'altra nelle stesse condizioni, anzi forse erano peggiori a Venezia le condizioni meteo lunedì quando è uscita l'altra nave, e quindi ecco siamo con l'errore di valutazione umana che c'è stato in questo caso dopo l'errore tecnico diciamo così del 2 giugno, dell'incidente del 2 giugno, perché un mese fa, poco più di un mese fa appunto c'è stato l'incidente della MSC Opera sulla banchina di San Basilio, e ci sono stati anche dei feriti, ci sono stati dei feriti assolutamente, e in questo caso siamo arrivati appunto anche a quello che appunto dicevano non ci sarà mai, no? Non ci sarà mai un errore, non è possibile l'incidente, nel giro di un mese abbiamo avuto le due casistiche di incidenti, quello dell'errore tecnico appunto di un problema tecnico di un'imbarcazione e quello di una valutazione evidentemente errata da parte umana, no? Sulla possibilità di navigare con questo tempo sul canale della Giudecca. Io da parte mia, da parte nostra del Comitato Grandi Navi, crediamo che in questo mese sia proprio arrivato un punto di non ritorno, cioè c'è un punto che deve essere in qualche modo di svolta rispetto alla decisione da prendere sul passaggio delle grandi navi a Venezia, cioè per noi non ci può più essere, veramente a questo punto ci viene da chiedere se dobbiamo aspettarlo davvero o no al morto, no? Certo. In questo contesto ormai non c'è più tempo, non c'è assolutamente più tempo per poter... Quando vediamo anche queste immagini, anche qui si è rischiato. Sono impressionanti. Io credo che ci siano due piani su cui dobbiamo affrontare questo tema. Il primo piano è quello degli incidenti specifici, cioè queste cose accadono, qua ci sono sicuramente dei gravi errori di valutazione, non ci sono responsabilità di danno perché per fortuna l'abilità dei rimorchiatori ha salvato da una tragedia, però chi ha preso le decisioni eccetera va
redarguito. Io non voglio fare giustizialismo eccetera, ma bisogna anche sapere andare a contestare alla Capitaneria di Porto e alle autorità che regolamentano il traffico eccetera, perché il rischio c'è. Questo è successo con la MSC, è successo con questo, e io mi ricordo che 30 anni fa c'è stata un'altra nave non grande come questa che ha preso di prua la banchina della riva dei Sette Martiri cosiddetta, quella dove stava finendo addosso questa nave, e io ho assistito, 30 anni fa andavo al diporto velico, a 5-6 metri di banchina di velta. Per fortuna lì non ci sono case e palazzi antichi, ma insomma l'incidente è stato. Bisogna sapere che gli incidenti succedono, e il secondo livello è che qua facciamo transitare per una cristalleria gli elefanti. Questa è la cosa. Venezia va salvaguardata, è importantissimo non solo perché c'è un'attenzione mondiale, ma perché il rischio è reale, c'è in pericolo l'incolumità delle persone, perché è una città civile, arrivano piano, ma che ci scappi il morto e che ci scappino veramente delle tragedie anche importanti, quella cosa, è probabilissimo, cioè c'è un pericolo reale. E l'altro piano che va salvaguardato è che queste fanno danni importanti alla città, e va risolto radicalmente il problema, non solo con l'attenzione se c'è una condizioni meteo marine particolari o se ci sono. Venezia non può sopportare questo, le navi di questa natura devono andare fuori dalla laguna, e questa è la scelta coraggiosa che la politica non si sente di fare, non vuole fare. Le soluzioni ce ne possono essere moltissime e non è pensabile che non ci siano soluzioni. La più radicale è quella di spostare i punti di attracco in altro luogo, la più radicale. Ovviamente bisogna anche salvaguardare il tessuto economico che ci sta dietro, ma guardate che è molto poco quello che viene rispetto all'entità del problema a Venezia, perché tutti i capitali sono stranieri, la costa si chiama ancora costa ma non è neanche più genovese, sono grandi poi bisognerebbe anche vederli questi numeri perché ne parlano, eccetera, i proventi veri finiscono da un'altra parte, e Venezia lucra con poche categorie legate al trasporto di questi turisti che portano di qua e di là con i motoscafi, con le cose, a fare dei giri anche sbagliati, perché non si può presentare la città in quel modo, cioè prendere con delle carovane di taxi 500-1000 persone di queste cose, portarle in giro per la città per mezz'ora di corsa facendo onde, che cosa gli insegni, qual è il meccanismo? Guardatela in televisione, non serve che la guardiate, se tu vieni a Venezia devi conoscere profondamente e devi poter vedere la realtà di civiltà che è stata nella storia questa comunità dei veneziani. Così è anche sbagliata la presentazione. Certo. C'è di peggio. Perché stiamo dicendo, va benissimo, che noi sappiamo da una ventina d'anni, quella appena citata, ma nel 2004 era su Palazzo Ducale e si è fermato sulla sabbia, eccetera. Noi sappiamo da una ventina d'anni che ci sono incidenti e che possono succedere. Il problema di fondo è come mai continua questa situazione, perché il problema è la responsabilità del perché continua. Allora noi abbiamo una legge speciale del 73, un piano morfologico del 93, 20 anni dopo, e abbiamo il PALAV, il piano regionale del 95, che dicono che siamo oltre la compatibilità delle navi in laguna sui canali portuali, e che va riequilibrata la laguna, e che oltre la compatibilità le navi devono andare, quelle non compatibili devono andare fuori. Questa cosa c'è in tutto il mondo, perché l'ha fatto Rotterdam, l'ha fatto Amsterdam, l'ha fatto Londra, l'ha fatto New York, l'ha fatto Genova, l'ha fatto Monte Carlo, l'ha fatto Malaga, l'ha fatta qualunque porto vecchio, ha portato fuori. Noi abbiamo 3 leggi, non parole. Ho citato la legge speciale, ho citato
il piano morfologico fatto dal magistrato alle acque e ho citato il PALAV, legge regionale votata all'unanimità. Quindi tutto questo c'è, occhio alle date, l'ultima che cito del 95, cioè sono già 25 anni che stiamo litigando continuamente perché si riequilibri la laguna e perché le navi non compatibili vadano fuori. Ha resistito sempre il porto ovviamente, ma il problema è chi ha permesso al porto di resistere. Ma c'è di più. Io ero in salvaguardia all'epoca, quando hanno fatto le grandi stazioni per le grandi navi, queste 2004-2005, una esigua minoranza di noi ha provato a dire guardate che le grandi navi devono andare fuori. Ovviamente a maggioranza si è votato per consentire al Venice Terminal Passeggeri, cioè chi ha la concessione della marittima, di fare le strutture per le grandissime navi, doppie addirittura. Allora il problema è, si è voluto, si è deciso, si è votato a maggioranza consentendo che questa cosa crescesse sempre di più, ma non è che non lo sapevamo. Ho citato le litigate del 2003 e 2004 perché dopo già 10 anni delle leggi che ho citato si voleva arrivare a queste dimensioni qua, si è costruita, finanziata la concessione che oggi ha VTP, è una concessione diventata monopolio senza gara. Allora chi oggi ha la concessione di queste grandi navi ce l'ha senza aver mai fatto una gara, uno, e senza che nessuno, chiesto è litigato in quegli anni in modo molto caloroso, ma non è prova di alzare la voce, nel senso che la discussione è stata portata anche in Consiglio Comunale, oltre che in Commissione di salvaguardia, oltre che in Regione. La stragrande maggioranza non voleva vedere. Allora il problema è, c'è da fare un nuovo piano regolatore del porto, nuovo piano regolatore del porto, e questa è la riforma del 94, anche questa è 94, certo, quindi sono passati, e noi abbiamo un piano regolatore del porto vigente che è prima dell'alluvione del 66, prima dell'alluvione del 66 e prima della legge speciale dopo l'alluvione del 73. Certo, quindi... a dirlo è pazzia, ma stiamo parlando di 40 anni che sta portando a queste situazioni. Certo, allora, la situazione che abbiamo oggi vi ricordo che è successo di peggio. Il porto ha fatto una bozza di piano portuale, quando ha capito che doveva discutere della profondità dei canali ha ritirato al Ministero dell'Ambiente il piano nuovo per ampliare il porto come lo pensavano ancora nel 65, è stato ritirato quando il Ministero gli ha chiesto di valutare la compatibilità con l'ambiente delle proposte. Hanno ritirato il piano in base alla legge del 94. Cosa sto dicendo? Che è ora di cominciare ad affrontare e pianificare e progettare con un respiro lungo. Certo, perché bisogna riuscire a guardare già adesso lontano. Che abbiamo l'eustatismo, l'acqua che si alza. Abbiamo che comunque è incompatibile questo tipo di navi con la laguna, certo, che è disastro in laguna che continua. Questa cosa noi l'abbiamo chiarissima, ma non alcuni di noi. Ci sono fior di studi e fior di lavori pubblici. Boato. Quanto contano i veneziani in queste cose, e noi ne parleremo tra un attimo. Tornerei indietro invece alla vicenda, perché abbiamo un pezzetto di questa tragedia annunciata dove c'è il dialogo tra il comandante della nave e la capitaneria di porto, ed è molto significativo perché la commenteremo dopo. Contributo 2. Sì, avanti compamare. Comandante, ho sentito la torre, se ci sono difficoltà considerato il maltempo,
In base all'ordinanza siete comunque autorizzati ad aumentare la velocità nei limiti della sicurezza per evitare qualsiasi tipo di collisione con altre verità e con la costa. E vi ridomando, avete bisogno di un quarto rimorchiatore? Siamo a posto col Costa, al momento il vento è sceso e al momento tutto tranquillo per il momento. Comunque manteniamo una velocità leggermente più alta per un governo migliore, visto che comunque c'è ancora vento. Ok comandante, quindi mi conferma che non vi serve il quarto rimorchiatore? No, confermo, va bene così, la ringrazio. Da voi vi monitoriamo dei sistemi, per qualsiasi cosa contattateci subito, grazie. Ecco, abbiamo sentito un dialogo molto interessante. Un commento da parte vostra, prego, dottoressa. Beh, penso che questa conversazione sia avvenuta subito dopo che hanno superato, no, questo angolo che viene ripreso poi nel video, sì. In realtà non è collegato al sì, video no, l'audio, certo, quindi, l'audio, quindi loro hanno appena superato questo angolo di difficoltà ed effettivamente ci sono anche sul sito No Grandi Navi abbiamo messo, prendendo da un altro contributo appunto video, la ricostruzione grafica della nave, della velocità e del tragitto che fa questa nave. Sì, ce l'abbiamo. 3. Abbiamo... No, scusami. No, allora... Beh, comunque per dire che insomma anche a quel punto... No, lo vediamo, il contributo 7, Perfetto. Eccolo qua, c'è questa ricostruzione grafica, no, del movimento delle imbarcazioni in bacino San Marco, vediamo, eccolo qua. Eccolo, sì. Ecco, qui vediamo... Vediamo la proporzione della nave rispetto al bacino e l'eventuale, così quasi... diciamo, sì, certo, qui incrocio con un figure, vaporetto no, che poteva generare. Si incrociano, naturalmente non è successa una collisione con l'imbarcazione, con il battello che stava andando, da come sembrerebbe in queste immagini, però ecco, questo mette in luce che cosa è successo, di quanto poco ha sfiorato, no, la riva di Sette Martiri la nave, ed evidentemente ormai era troppo tardi riuscire a poter aggiungere un altro rimorchiatore o ecco, a ricevere qualche tipo d'aiuto. Naturalmente già la velocità era stata aumentata, come gli era stato detto là. Ecco, appunto, riprendendo un po' quello che veniva detto anche negli interventi prima di me, che anche dopo l'incidente, dopo l'ultimo grande incidente, o forse il primo di questa nostra nuova era, possiamo dire, è quello della Costa Concordia, viene emanato il decreto ministeriale, il Clinipazzera, quello in cui dice dobbiamo bloccare il passaggio delle navi superiori alle 40.000 tonnellate su una tutela appunto che riguarda l'ecosistema lagunare, la città, e questo non viene mai applicato, sappiamo perché c'è, no, se non si trova appunto una via alternativa al passaggio delle navi. Ecco, a me viene da dire, siamo nel 2012, siamo nel 2019, quello che succede è che il mercato mondiale chiede che queste navi siano sempre più grandi, come veniva messo in luce, sono sempre più grandi i palazzi, i condomini galleggianti, perché così offrono, no, a più buon mercato questo tipo di vacanze, non viene presa nessuna misura riguardo queste navi. La domanda è: se la misura non c'è, se non c'è l'alternativa, a questo punto dobbiamo comunque tenerle, dobbiamo comunque aspettare un altro incidente più grave di quelli che ci sono stati in questo ultimo mese, oppure come cittadini possiamo pretendere che le navi vengano bloccate e venga applicata questo decreto ministeriale che le blocca oltre le 40.000 tonnellate, anche se adesso la via alternativa non c'è, posto che appunto la domanda che io pongo è: ci sarà mai la via alternativa per questo tipo di modello di sviluppo? Stefano Boato, quella curva lì è una curva critica, mi pare, è già successo qualcosa, il punto di... Noi abbiamo nel 2012 è il decreto, no? Dal 2013 al 2015, per 4 anni, abbiamo cominciato subito, con 10 tra esperti di Tella che conoscete benissimo, e altri ingegneri navali, professori di pianificazione del territorio e anche architetti per le sue... lavorato per la città offrendo un'alternativa. Vi ricordo che per legge i progetti in laguna devono essere graduali, vuol dire che si fanno un po' alla volta, per fasi.
sperimentali che si deve vedere che risultati danno, e removibili, cioè reversibili, modificabili se si pongono problemi. Questa roba l'abbiamo migliorata dal 12 al 17, l'ultima volta siamo andati fino al Senato, offrendolo gratuitamente. Dittel è andato addirittura in Francia per fare le verifiche di dettaglio, cioè siamo in grado di dire che i pontoni galleggianti che si possono modificare in una settimana si disancorano, è complicato, ma in 7 giorni si disancorano e si spostano. Abbiamo, se avete anche dei possibili proiezioni di numeri, se volete, quel tipo di soluzioni sono soluzioni che volutamente vengono presentate, eccolo qua, se possiamo vedere l'immagine, vengono fatte per dire: non va bene, fra un anno o 2 volete cambiare idea, volete progettare finalmente un piano portuale che guardi avanti, potete cambiarle. Ecco, spieghiamo per i telespettatori che non sanno, qui siamo alla bocca di porto del Lido, no? Questa è la bocca di Lido. Si vede l'isola del Quella è l'isola del Mose. E sono segnate del Mose, ci sono e quel collegamento che vedete lì è una proposta che abbiamo fatto apposta sull'isola del Mose per non creare impatti né al Cavallino, che non li vuole, né al Lido, che non li vuole, ovviamente, sono tutte zone vincolate, e lì vuol dire non scavare, non dover scavare niente, neanche 1 metro cubo di sabbia, e collegarsi alla centrale che c'è lì. Ci siamo messi elettrica, d'accordo. quindi le navi possono spegnere i motori. Possono spegnere i motori, per cui non fa inquinamento nell'aria. Quella centrale è potenziabile anche. Allora, quel tipo di soluzione, se volete, se possiamo andare avanti con un'immagine, sì. Così che sì, anche chi non è... Guardate la sezione trasversale del canale, vuol dire che tu ti metti a bordo del canale che c'è, che già ha fatto disastri, perché quel giallo che vedete è Caranto. Spieghiamo ai telespettatori che cos'è il Caranto. Il Caranto è la parte più preziosa del sottofondo lagunare e ha 5.000 anni. 5.000 anni. E l'hanno scavato, se vedete sulla sinistra, sì, certo, per fare il canale di San Nicolò. Il problema è di non scavarlo ulteriormente, perché sulla destra qui c'è il Cavallino, sulla sinistra c'è la diga che va a San Nicolò. Quella riga gialla che vedete in verticale è il punto in cui avevamo proposto, e ancora adesso proponiamo, di mettere un avamporto galleggiante, di realizzare che vuol dire questo che approdo. Galleggia nell'acqua. Se vedete un'altra immagine, non ha bisogno di scavare, perché ti metti esattamente a fianco del canale che c'è. La nave che c'è sulla sinistra qui è una nave di 90.000, di quelle già autoridotte, 90.000 tonnellate, e non deve scavare nulla, perché il canale è quello di oggi, è quello che c'è. E quindi l'avamporto galleggiante che c'è in mezzo tra le due navi, quella media e quella più grande, è tutto quello che vedete è assolutamente galleggiante, e la struttura è, se guardate bene sotto il disegno, è ancorata. Questa è bravura di Ditella, voi l'avete anche avuto qua a spiegare queste cose. Quel modo di ancorare i pontoni galleggianti, certo, che sono in centro, vuol dire avere una struttura orizzontale che permette che si vada su e giù con la marea, ma che non si sposta sulla sinistra e sulla destra. Quindi abbiamo una struttura assolutamente sicurissima, perché fra un attimo, se volete, possiamo anche vedere i numeri. Si sposta con un tempo millenario, 1000 anni di rischio di onde di vento, onde e velocità della marea, il massimo rischio possibile, quello stesso del Mose, in parole povere, che sposta di 15 centimetri in verticale
e di 24 cm in orizzontale. Cosa significa? Che una cosa del genere, che cambiando gli ancoraggi la sposti, la porti in un altro posto, però intanto lo puoi fare subito. Questa roba si fa in un anno. Questa può essere la soluzione temporanea. Allora, questa cosa vuol dire che non si vuole, perché quando siamo andati al confronto con la legge, con la commissione via di valutazione impatto ambientale a Roma, la domanda era: dovete fare una cosa che costa poco, che si fa in poco tempo e che sia spostabile. Certo. Perché siccome il tempo di fare un nuovo piano del porto va a finire altri 5 anni, 10 anni, sono tutte allora soluzioni devi a fare lungo una cosa subito, entro i limiti, perché non è che devi avere 8 attracchi. Adesso noi abbiamo alle volte 8 attracchi la domenica e 8 attracchi al sabato, 16 in 2 giorni. Quindi deve cambiare anche la pianificazione della... Boniccioli ci aveva spiegato, c'ero io per il Ministero dell'Ambiente a discutere con lui. Sono io, diceva, che do gli ordini. Sono io, ente pubblico, Boniccioli, che do gli ordini di quante navi. Non sono loro che dirigono me, ma sono io che dirigo loro. Allora tu metti 2 navi, certo, lì ci sono 2 navi medie e 2 navi da 90.000. Allora, un attimo. Visto l'aspetto tecnico. 7 giorni, le stagioni in 7 giorni. Scusa. Abbiamo visto l'aspetto tecnico, adesso vediamo l'aspetto politico. Toninelli fuori dalla Giudecca. Vediamo il punto 03 e poi lo commenteremo. Io che sto facendo? Sto cercando per la prima volta di analizzare le carte, facendo fare degli studi per trovare delle soluzioni. Se vuole il sindaco Brugnaro non portare sfortuna come lui, è per dire Toninelli è il responsabile dell'aver messo Venezia nella blacklist. Innanzitutto Venezia non è nella blacklist dell'UNESCO e l'UNESCO ha dichiarato Marghera come fattibile. Sapete perché? Perché la relazione gliel'ha mandata Brugnaro. Quale interesse ha da Brugnaro su Marghera, visto che il progetto non c'è, quindi è falso quello che dice? Noi stiamo lavorando su una soluzione definitiva, porto croceristico che porterà definitivamente per sempre fuori le grandi navi della Giudecca. Allora, io voglio dire delle cose su questo, perché questo è il futuro. Noi abbiamo visto i malanni. Dico solo una cosa su quei filmati che abbiamo visto e che io non ho commentato emotivamente: bastava una raffica di pochi nodi in più e la tragedia c'era, quindi l'abbiamo scappolata ma per poco e il rischio è fortissimo. Il guardare avanti significa pensare in lungo e non è pensabile e non è che la politica, per non modificare la situazione di comodo che hanno questi organizzazioni croceristiche, queste società eccetera, e i sistemi di guadagno, non è pensabile che non si portino fuori dalla laguna. Quando parlavamo delle navi grandi di 40 anni fa, cioè di quelle leggi speciali, erano le petroliere che entravano dal canale dei petroli e andavano magari. Per fortuna il petrolio non entra più in quel modo e il traffico petrolifero si è modificato. Adesso il problema grosso è queste navi, ma sono oggetti che non possono entrare nella laguna. È giustissimo quello che diceva Boato, che nella laguna si interveniva con posizioni programmatiche. I veneziani dicevano palo fa palugo, per modificare la struttura di un canale piantavano un palo e vedevano come naturalmente l'acqua si modificava in maniera da non intervenire pesantemente con i mezzi di scavo potenti che modificano senza prevedere come va a finire l'intervento. Allora, quello che è sicuro è che già abbiamo fatto un canale dei petroli che ha violentato il sistema lagunare con tutti i danni che ha creato per 30 anni.
e le soluzioni che la politica propone per non portarle fuori e per lasciarle dentro, per accontentare questi potentati economici che vogliono continuare a mandare le grandi navi in laguna, sono quelle di ulteriori scavi all'interno dei canali lagunari. Il canale Vittorio Emanuele, le cose nella zona di Sant'Angelo della Polvere, modificare quei canali. Non si può, la laguna va salvaguardata, non si può ulteriormente approfondire con scavi dei canali e marinizzarla. A me viene in mente quella battuta che si faceva quando lanciavano i sassi dai cavalcavia sull'autostrada: il sistema non è quello di vietare che lancino i sassi, ma di dare un elmetto a tutti quelli che passano sotto sull'autostrada. Non si risolvono così i problemi per lasciarli. Questa è una cosa incompatibile con la città e bisogna pensare a portarle fuori. Bene, vediamo il contributo numero 4, Toninelli Marghera, scelta scellerata. Sentiamo. Che ritengo a dir poco scellerata l'ipotesi di Marghera. Brugnaro e tanti mi sollecitano abbiamo detto che il progetto di Venezia non è mai esistito, ma è stato fatto, non c'è neppure la prefettibilità, e per farlo devi fare il protocollo fanghi che stiamo facendo noi. Ma io non mi assumerò mai la responsabilità di far passare una nave con su 2, 3, 4, 5.000 turisti in un canale stretto chiamato Canale Petroli, perché quello è un sito industriale con dei petrolchimici e delle petroliere che quotidianamente vanno avanti e indietro. Ma voi vi rendete conto se una nave da crociera, una grande nave da crociera che avete visto la grandezza che porta, può scontrarsi contro una petroliera? Lì sarebbe una strage immane. Io questo rischio non lo voglio assolutamente, neanche lontanamente correre. Contemporaneamente però se non è successo niente domenica, sa grazie a chi? Grazie al mio ministero, che ha fatto aggiungere un rimorchiatore come, chiamiamolo, accompagnatore delle grandi navi, che è quella piccola nave che avrete visto nel video emetteva una grande quantità di fumo perché ha bloccato la grande nave e non l'ha fatta scontrare contro la banchina. Quindi noi abbiamo già messo in campo misure che limitano e mitigano i rischi. Ovviamente però le posso anche dire che da domani non possiamo levare le grandi navi, a meno che il sindaco me lo chieda e si assume la responsabilità di chiudere con la crocieristica. Ecco, ma adesso un attimo solo, Buratti, che sentiamo anche quello che ha detto il Presidente Zaia a proposito di portare le navi fuori dalla laguna, il contributo 16. Se poi qualcuno vuole le grandi navi fuori dalla laguna, allora mi chiedo come mai ancora non si sono posti il problema delle grandi navi petroliere che sono in laguna. Allora fuori anche quelle, via anche Marghera, via tutto. Allora, c'è un po' di caos, mi pare, nel progettare questa soluzione di Venezia. Ecco, Chiara Buratti, sì, io, guardi, rapidamente ci può dare una sua impressione. Il primo contributo che era stato mandato di Toninelli, certo. C'è stato poi un incontro, allora è stato dopo il primo incidente, quello del 2 giugno. No, questo qui è stato dopo quello che avete mandato sì. prima, no, dell'intervista. C'è stato un incontro in cui ha ricevuto il Comitato Grandi Navi, che per l'ennesima volta ha consegnato, insomma, gli esposti, i dossier che sono stati preparati, eccetera, e naturalmente sulla questione della soluzione Marghera noi siamo naturalmente contrari e quindi in questo caso d'accordo con quello che dice, esatto. Il Ministro dice troviamo una soluzione fuori. Dice troviamo una soluzione fuori, ecco, la questione di Marghera, Canale dei Petroli, gli scavi, quello che veniva messo, che ricordavano anche prima, ovviamente è una questione che deve essere fuori discussione. Lì c'è tutto l'interesse economico, ovviamente, cioè adesso anche lo stesso sindaco che nel 2015 agghindava il rimorchiatore con i palloncini rosa diceva welcome ai crocieristi, adesso dice no, ma io sono sempre stato no grandi navi, voglio la soluzione, e la soluzione che spingono è quella su Marghera, no? Si stanno scontrando pesantemente su questo. Noi abbiamo fatto qualche anno fa un referendum autogestito del comitato, 18.000 persone hanno detto no. Sì, certo. Che soluzione c'è per Marghera? Marghera è stata già fermata 2 volte, nel 2014 in salvaguardia 2 volte. L'andata a Marghera con navi sempre più grandi è stata fermata perché la prima volta hanno proposto quasi il raddoppio, l'allargamento del canale dei Petroli, e la seconda volta l'arginamento del canale dei Petroli. Per cui ci sono già fior di scontri istituzionali, non di parole,
atti formali che hanno già fermato 2 volte il tentativo di allargare ulteriormente il canale di Petrogli. Non ne parliamo poi del canale Vittorio Emanuele, che è inquinatissimo e che era oggetto di un progetto del Ministero dell'Ambiente, che poi è stato fatto sparire perché hanno tolto il decreto che l'aveva messo la sotto gente ci segue inchiesta. poco sui decreti. Allora, la soluzione di Marghera... Il problema è che bisogna comunque andare fuori. Bisogna comunque andare fuori dalla laguna. Dopodiché, come se non si vuole, e non c'è purtroppo perché non si è voluto che ci fosse, un progetto definitivo del porto complessivo che vale per qualunque nave non compatibile, vale per le crocieristiche, ma vale anche per le mega container, quando sono al di là di questi canali che sono già uno sfascio in laguna, devono andare fuori. Allora il problema è... Fuori, ho capito, ma come risolviamo il problema? Fuori? Lo risolviamo per quello che mi riguarda, avendoci lavorato 4 anni, e stando sul canali che ci sono, perché i canali ci sono già. Sì, ma i portacontainer dove attraccano? Le grandi petroliere cosa fanno? Le grandi petroliere, addirittura 4 anni fa, 5 anni fa, c'era una boa galleggiante con il Ministero dell'Ambiente, non parlo di robe di singoli, parlo di ministeri. Sì. La boa galleggiante per le petroliere è in campo da quasi 10 anni, e già la seconda volta è tornata, però ancora adesso le petroliere entrano dalla bocca di Malamocco e vanno fino al porto San Leonardo. Significa che il tratto iniziale del canale di Petrogli ha una profondità enorme, 16,95, 17 metri, uno sconquasso totale rispetto a una laguna che aveva 40, 50, 70 centimetri. Allora, lì è semplicissimo, perché per le petroliere, mi scusi, queste cose le abbiamo dette almeno 50 volte precedente, segua me. La soluzione qual è? Mi dice la soluzione, dica ai telespettatori, vogliamo questa cosa e la vogliamo in questo tempo. Allora, può Rosa dire? Salva ha disegnato nel 75... Ma lasci stare la storia, mi dice la soluzione, vogliamo questa cosa. Una boa galleggiante davanti a Malamocco si mette in 3 mesi. Bene, e cosa serve questa boa galleggiante? Perché quanto grande è? Le petroliere non abbiano bisogno di avere 15 metri di profondità per andare a San Leonardo dentro la laguna, no? Va bene, e le petroliere come scaricano il petrolio? Basta sotto la boa galleggiante c'è una condotta che porta il petrolio all'interno. Oh, finalmente siamo molto arrivati. Meno di prima. Allora, abbiamo spiegato ai telespettatori, abbiamo spiegato ai telespettatori che la soluzione c'è, è una soluzione. Ma c'è da anni. Mi scusi, finisco. Non c'è da anni. Allora, nel 1973 c'è un mio articolo che dice perché Venezia invece di scavare, stavano ancora scavando, perché Venezia invece di scavare non fanno una pipeline? Esatto. Ecco, che è quella che sta descrivendo lei. L'ho scritto io e ho avuto un licenziamento dal mio giornale. Mi ha cacciato a casa perché ero contro Bisaglia, che scavava il canale di petrolio. Sì, ma oggi Zaia dice ancora le cose che ha detto un attimo fa. Una medaglia per questa Zaia, cosa, perché ieri ha detto le petroliere non può non sapere, Zaia, che la soluzione c'è da 40 anni, basta volerlo. Un attimo solo, dai, per piacere. Io lo lascio parlare fino a che vuole, uno alla volta. Questo non è la trasmissione di parlarci addosso. Allora, il problema è semplice, perché i nostri telespettatori non sono qui a vedere uno show, vogliono sapere i veneziani che fine faranno e noi dobbiamo spiegargli cosa. Dopodiché vanno in strada e vanno dal comune e sanno cosa chiedere, perché sennò parliamo sempre di disastri e non arriviamo mai al dunque. Allora i tecnici devono spiegarci che basta una pipeline messa bene, in sicurezza, che le navi in mezzo all'Adriatico possono fare come succede nell'Atlantico, possono scaricare il petrolio
loro non vedono neanche Venezia, il petrolio entra dentro Venezia, ammesso che sia ancora necessario scaricare il petrolio a Venezia. Ci sono altri 50.000 posti in Italia dove si può fare, ma nessuno li vuole. Allora questo è il punto fondamentale: diamo le soluzioni e imponiamo che la politica non si lavi la bocca ogni volta, adesso faremo, penseremo, allora cosa sarà, eccetera, e la cosa finisce là. La gente deve mettersi in fila e dire vogliamo questa cosa qua, e la cosa che hanno bisogno di dire è quella che i tecnici forniscono. Allora lei giustamente prima ha fatto vedere un porto, diciamo, intermedio, cioè in attesa di un porto definitivo in grado di accogliere le grandi navi, si può fare rapidamente, in pochi mesi, una struttura che possa accogliere le navi e non essere pericolosa per Venezia, giusto? Ecco, la stessa cosa vale per le petroliere, perché il problema delle petroliere è che se si rompe e esplode una petroliera al momento dello scarico del petrolio, la laguna di Venezia viene invasa dal petrolio, e questo è il grosso rischio, a parte che c'è un rateo di discesa degli aerei esattamente sopra le cisterne del petrolio, e anche quello sarebbe da discutere, no? Quindi, guardi che i veneziani si stanno orientando proprio per questo, perché quando si parla di questi argomenti, e l'argomento è caldo perché quando succedono queste cose, dai bar bevendo lo spritz agli ambienti invece più acculturati, i veneziani queste navi non le vogliono dentro la loro città. Ma non ci riescono? Non ci riescono perché purtroppo le decisioni non sono prese dai veneziani, sono prese da una politica generale che è molto più attenta che non alla salvaguardia e al rispetto di questa regola e del cittadino, a legarsi alle organizzazioni di questi potentati economici che sfruttano e utilizzano questo. Sì, ma i potentati arrivano se i politici consentono l'arrivo. Sì. Allora, le prossime elezioni chi rappresenta Venezia, la difesa di Venezia? Perché mi pare fino adesso di aver visto 1, 2, 3 interviste, ma poi di soluzioni concrete. Come può succedere in un'azienda qualsiasi che se non risolve il problema fallisce? No, la Venezia non fallisce mai. Perché? Perché tanto c'è la gente che tira fuori i soldi. I veneziani le vogliono fuori dalla laguna, sia le petroliere che si stanno battendo diversamente la prossima volta. Ecco, e l'altra cosa però è che questo non vuol dire spostarle a Chioggia, spostarle a Trieste, spostarle di là, ma significa organizzare l'interscambio dalla nave che fa la crociera all'accesso a Venezia. È questo il nodo per poter conservare quella parte di utilità economica per la città, se c'è, e per quello che c'è, molto più rispettosa come quantità, come entità di persone, deve essere regolamentata in maniera diversa. La grande nave non entra in laguna perché in laguna fa disastri, e anche se non va addosso alla fondamenta e non ti sfonda il Palazzo Ducale, ma dà delle percentuali di inquinamento, di rumore, di fastidiosità, delle cose eccetera, che sono comunque una grave violazione per chi ci abita. Mentre se tu la lasci fuori e organizzi in maniera completamente diversa, più intelligente, culturalmente attenta ai bisogni di visibilità turistica o della città, fai l'operazione che la politica deve affrontare in questo momento. Se non entra in quest'ordine di idee e vuole solo salvaguardare l'ingresso delle navi in città, o si va al disastro o si va allo scontro anche con i veneziani. Prima o poi si ribellano, perché c'è questo sensimento in città. Chi fino ad oggi ha protestato in maniera vivace. Ecco, voi del Comitato Noverandi Navi, per che soluzione state spingendo? Guardi, noi all'interno del comitato è appunto un gruppo molto eterogeneo di persone e anche di visioni sulla prospettiva di soluzioni rispetto al passaggio delle grandi navi. Abbiamo chi appoggia determinati progetti, chi altri, sempre ovviamente tenendo la barra fuori dalla laguna di Venezia. Abbiamo anche una componente del comitato molto giovane, abbiamo appena fatto una manifestazione
cittadina, non solo del comitato, ma voglio dire promossa, in cui c'erano 10.000 persone con una componente molto giovane, questa componente che afferisce all'oggi, no, a tutti questi nuovi movimenti ecologisti come Fridays for Future eccetera, e naturalmente per l'opzione zero ad esempio. Allora noi vogliamo tenere anche la voce di queste persone, quindi ecco, a noi non sta, quando dite come opzione dire, zero, cioè nel senso che le navi da crociera non devono più venire a Venezia, quindi non devono proprio neanche fuori dalla laguna, neanche quindi. fuori dalla laguna. Ecco, come dire, noi abbiamo all'interno un range, ecco, che tiene molto dentro ampio, questo insomma, cioè, a si quell'altro. arriva. La cosa fondamentale però secondo me che dovrebbe riuscire a passare come messaggio è questo, cioè intanto attuiamo e chiediamo alla politica, no, come lei diceva prima, quello che si può fare subito, senza dover dire attendiamo, perché il gioco fino adesso è stato questo rispetto alle soluzioni, cioè parlare e attendere sulle soluzioni è il fatto di perdere tempo e dare ragioni ai potentati economici. Invece qualcosa adesso si può fare, si può bloccare il passaggio adesso all'interno della laguna nell'attesa che si può fare, si dovrebbe fare per salvaguardare la città. Tra l'altro su Marghera non c'è nessun progetto, cioè fatto, non c'è, l'ha detto anche il ministro, l'ha detto anche il ministro Toninelli. L'altra cosa che volevo solo dirvi e che poi non rubo altro tempo, per esempio nel 2017 è stato fatto uno studio su 47 navi della Carnival Corporation di cui la Costa Crociere fa parte. Queste 47 navi inquinano 10 volte in più di 270 milioni di autovetture, che sono il parco macchine europeo. Cioè questo ci deve far riflettere quando diciamo vogliamo una soluzione per le grandi navi? Ai nostri figli, ai nostri fratelli minori, ai nostri nipoti, cosa gli consegniamo? Allora, le grandi navi inquinano moltissimo, non solo perché hanno dei motori grandi, ma perché usano un tenore di zolfo, un carburante che è il peggiore che ci possa essere, è lo scarto di tutti i carburanti. Quello che rimane lo buttano dentro, e quindi chi va a fare un crociera certamente non respira aria pulita. Anzi, è uno dei luoghi più inquinati, il ponte della nave. Il ponte è una delle zone più inquinate. Seconda cosa, queste navi sono effettivamente umanamente accettabili, biologicamente, diciamo ambientalmente accettabili queste navi, perché stanno facendo delle cose enormi per una questione di business, ma in realtà abbiamo un altro contributo, che è il contributo di Trieste. Lo facciamo vedere, sono solo delle immagini. Perché noi parliamo tanto di Venezia, perché chiaramente è una zona a rischio, ma vediamo anche navi di questa portata, forse anche un po' più piccole, nel porto di Trieste, che non ci dovrebbero essere questi problemi, ma invece ci sono. Allora queste navi è la numero 17. sono adeguate alla nostra struttura, diciamo, ambientale. Certo, ecco, vediamo Trieste che ovviamente fa i conti con la Bora, no? E qua vediamo una nave che sta attraccando, le immagini sono leggermente come dire, velocizzate, e una nave che arriva a Trieste quando c'è la Bora ed è costretta, cioè non riesce ad attraccare. Ci sono i due rimorchiatori, vedete, uno si mette di traverso, adesso la vedremo tra poco, che non riesce a entrare in porto, e la riportano fuori, adesso con una manovra abbastanza chiaramente. Qui che quando si parla ad esempio di portare le navi da crociera nel canale dei petroli, provate a immaginare appunto in un momento in cui col vento come ieri o cosa del genere, le navi necessariamente vanno a finire come si dice in barena, no? E dopo chi è che le sposta più? Ecco, qui la manovra per girarla, e la portano, invertono la rotta e sicuramente questa è una nave molto più piccola rispetto a quella che abbiamo visto all'interno del bacino di San Marco. Queste sono le 40-50 mila tonnellate, non le 100.000 delle navi che arrivano da noi. Ecco, questo vi dà l'idea di come il business porta a queste situazioni che sono inverosimili, e poi abbiamo visto quante volte queste navi poi hanno dei grossi problemi anche di tenuta. Chi ama il mare veramente va con una piccola barca a vela e si gode l'ambiente, la natura, la cosa eccetera, ed è un rapporto umano col mare. Come chi ama la montagna non va a camminare, e scopre veramente la sensibilità del rapporto dell'uomo con l'ambiente in cui sta. La crociera sul mare è così, è una cosa abbastanza
anche squallida dal punto di vista delle emozioni che dà rispetto al luogo dove non capisci Venezia arrivando con una nave di quel tipo. Sì, magari è bellissimo vedere passare dal canale del Giudecca a Venezia dall'alto come se fossi, è una cosa che ti ricordi. Ma vai in cima ai campanili di San Marco o a San Giorgio che non fai malanni a vederti, l'emozione forse ti resta di più. Bisogna evitare queste cose incompatibili, bisogna sapersi mettere un freno. Quando una cosa non è giusta bisogna saper decidere coraggiosamente. Certo, allora facciamo un breve break pubblicitario, poi rientriamo per un'ultima battuta tutti quanti assieme su quello che è la prospettiva, quindi di quello che ci auguriamo che possa succedere in tempi brevi. A tra poco.